Ieri sera ci siamo salutati, 75 milioni, ma vogliamo le garanzie. Stasera Pedulà ci darà altri aggiornamenti. Dovevano prendere l'aereo per tornare in Turchia, invece il titolo del nostro Gabriele Schiavi è stato molto chiaro: Manna, ho perso l'aereo. Con il titolo di questa mattina l'hanno perso, l'hanno rimandato, non lo sappiamo, però ovviamente siccome si sta parlando tra i dirigenti turchi e il direttore del Napoli, Manna, ho perso l'aereo in attesa di ripartire, ma mancano ancora delle garanzie. Sembrano cose di altri tempi, devo dire, nel calcio moderno in realtà queste cose non succedono più da tempo. Il Galatasaray non sembra avere a disposizione questa somma, mancano le garanzie bancarie, quindi non li ha. Stiamo a vedere, stupisce la tranquillità di De Laurentiis, che è il vero bravo dirigente italiano secondo me, il quale chiuderà il bilancio 2025 con una perdita importante, nonostante la plusvalenza di Svarasveglia, dovuta agli investimenti di Conte il mercato per Conte e alla non Champions del 2024. Eppure riesce a stare calmo Quanto perderà il Napoli? Una cinquantina di milioni, che è un dato molto importante per il Napoli. Però il Napoli viene da due risultati positivi, 23-24, 80 e 63. Il Napoli ha fatto i 3 utili più alti della storia del calcio italiano, quindi De Laurentiis tanto... Più 63. Più 80, meno 50. Meno 50. Quindi può permettersi, vista la qualificazione in Champions, anche di stare a discutere 5 milioni in più in meno per Osimhen. Tutto chiaro. Ho iniziato con Ciabattini perché mi doveva dare un po' di numeri tra bilanci, il Como che spende 111 milioni, l'Atalanta che ne incassa 70 e ovviamente De Laurentiis che apre la cassa per 75, servono le garanzie. Alfredo, ci siamo salutati ieri a 00:30 con delle cose, ci ritroviamo alle 23:07 del giorno dopo con... Spiegami un po' cosa è successo in queste 23 ore. Buonasera a voi. Allora, bisogna capire se dobbiamo parlare di soldi o parliamo di garanzie, perché se parliamo di soldi, anche di 20 milioni, servono le garanzie e le garanzie non sono arrivate. Quindi possiamo anche parlare di una cifra più alta, perché il Napoli sarebbe disposto anche a liberarlo per 55 milioni subito e altri 20 milioni a rate. Quindi totale 75, perché il Napoli mai ha pensato di scendere sotto i 75. Quindi tutte le voci su 70 milioni, 65, al momento il Napoli non le prende in considerazione. Per ricollegarmi al discorso di Paolo, evidentemente De Laurentiis è tranquillo, perché comunque poi c'è il bilancio dell'anno prossimo, i soldi che arriveranno malgrado gli investimenti che sta facendo. Noi possiamo parlare di soldi quanto vogliamo, ma loro stamattina hanno fatto saltare l'aereo di rientro, sono rimasti a Milano con un intermediario e con i dirigenti, non so se il dirigente partirà domani mattina, stanotte non lo so, comunque non sono previsti incontri, vanno avanti via call, vanno avanti intanto dicendo sì d'accordo, io ti dico dammi 55, non di meno oggi, però prima di dirmi e di darmi conferma sui 55 presentami questo documento. Allora oggi sono circolate delle voci che a me non risultano, per esempio dalla Nigeria, che chiaramente sono in fibrillazione perché stai parlando di un totem per il calcio nigeriano, di garanzie già arrivate, e anche dalla Turchia. Mentre stiamo parlando, lo sottolineo, garanzie non sono arrivate, quindi stiamo ballando su cifre per arrivare sempre a 75, che io ti posso anche dire, mi sta pure bene, dammene 50, 55 e poi dammi il resto in bonus facili e tutto il resto a rate, però prima presentami il documento e questa è la chiave che ancora non abbiamo in mano, non abbiamo in tasca. Questo è grave. 23:09 del giorno dopo, dove molti, tranne Pedulà, davano tutto per fatto, ma Pedulà sono 2 giorni che dice mancano le garanzie, mancano le garanzie. A un certo punto stavo andando a Roma e Pedulà basta, queste garanzie te le do io. E invece lui ha continuato a dire, quando tutti davano fatto, che mancavano queste garanzie, però sembravano sciocchezze. E quindi a un certo punto Pedulà sembrava pesante, quasi che fai il commercialista di De Laurentiis. Invece stai avendo ragione, perché le garanzie rischiano di far saltare tutta l'operazione, ma ripeto, ultima ora che possiamo dare, con la benedizione di Pedulà sul titolo, che non è quello di Schiavi ma è quello di Pedulà, 23:09, ad ora mancano ancora le garanzie richieste da De Laurentiis. Giudice Calabrò, buonasera, benvenuto. Il caso Osimhen, la Juventus, il nuovo direttore, tutto questo, tra poco anche con Giovanni Albanese, già in diretta da Torino. Arriviamo da te tra pochissimo, Albanese. Geda, Osimhen in stand-by, però in teoria queste garanzie si potrebbero trovare. Non è semplicissimo, non diamo nulla per scontato, Alfredo è stato chiaro nelle ultime 48 ore, però è oggettivo che in questo momento Osimhen ha già la testa in Turchia. Assolutamente e il Napoli sì. vuole 75 milioni.
Il problema, e Michele si presenterà sicuramente, è quando, se non si trova un accordo, ovviamente di dover comunque tenere, come fai a tenere un giocatore del genere, che alla fine sicuramente gli scatterà un ingaggio tremendamente importante, e poi il giocatore ha manifestato in più volte che vuole rimanere, vuole stare al Galatasaray. Io mi trovo strano che il Galatasaray si presenti con l'intenzione di prendere un giocatore del genere con tutti quei soldi e non avere le garanzie. Questa è un po' una cosa che mi fa veramente molto strano. Ecco, una società che non è la prima, una scappata di casa. Anche ecco. perché 75 milioni non le puoi pagare cash. Non è, sai, non è una cosa, se non hai come fai a non avere le garanzie? A pari dice no, non ce l'hai le garanzie. Allora perché ti presenti da una società, quale cosa se non hai le garanzie? Quindi sono cose un po' strane, un po' che vorremmo capire, però capiranno solo loro che stanno lì in quel momento lì a trattare. Però la situazione rimane quella che trattenere Osimhen sarà una cosa molto complicata. Ma non è difficile da capire, perché o paghi cash perché ce li hai, sì, giudice, però io non mi presento, fammi spiegare a chi ci ascolta. Se non hai il contante, il cash, devi pagare in modo rateizzato, rateale. Ma non ed è quello che penso che il Napoli non vuole. E una società come il Napoli, che ha un credito di quell'importanza, vuole ovviamente delle garanzie. Le garanzie dove si prendono? O attraverso società assicurative fasulle, come è successo qualche anno fa con fideiussioni di squadre di serie minori che poi sono rivelate un buco nell'acqua, oppure, come pretenderà sicuramente De Laurentiis, di un primario istituto bancario. È un primario istituto bancario, turco, italiano, europeo o che dir si voglia, ti dà le garanzie, ti dà la fideiussione, perché cosa significa la fideiussione? Che se non paga il Galatasaray paga la banca, no? Ecco. E la banca, per prendersi questo rischio, oltre a una commissione altissima e ad interessi altissimi, deve avere la garanzia di solvibilità del debitore per cui presta la garanzia. E questo preoccupa, perché se il Galatasaray, che è una società non solo top dal punto di vista sportivo in Turchia, ma anche una delle società che sono sotto l'ala protettiva di Erdogan, del potere politico, non ottiene velocemente delle garanzie dal sistema bancario, almeno da quello turco, vuol dire che si trova in condizioni non particolarmente favorevoli per poter far fronte a un debito così. Sì. Però la domanda che devo fare a Pedulla, perché è l'unico che ci sta dando questi particolari, ripeto, secondo me ha contatti con il commercialista del Galatasaray, non lo so, però Pedulla, al di là del commercialista turco, e questa cosa mi spaventa, ti volevo chiedere, ma De Laurentiis si è dato una tempistica, ha detto basta, altri 24 ore, altri 2 giorni, altri 5 giorni, e poi soprattutto perché ci siamo fissati con questi turchi? Cioè non c'è un club che vada bene a Osimhen che possa offrire 75 milioni di euro. Va bene, toglimi l'Arabia, però ne hanno presi, ne hanno offerti e ne hanno dati 70 per Retegui all'Atalanta, e in Europa e nel mondo, tolta l'Arabia Saudita, nessuno arriva a 75 all'estero per Osimhen? E facciamo prima? Pedulla. Però hai visto indipendentemente dal commercialista come funziona per Retegui? Hai i soldi, fai l'operazione, dai le garanzie e magari tra qualche giorno fai le visite mediche, punto. La cosa strana, per utilizzare un eufemismo di questa trattativa, è che tu puoi prendere uno ma non hai il documento. È come se guidi senza la patente. Beh, io voglio guidare, ho capito, ma la patente dov'è? Patente e libretto, non ce l'ho e sto guidando. Scusami, non puoi guidare. E quindi io sono un po', tra virgolette, sconvolto, anche se ne ho viste tante di queste storie, che noi dopo, da martedì, mercoledì, giovedì, venerdì siamo arrivati a sabato e ancora parliamo del documento. Quindi non è più la dilazione, io sì, dammene 50, 55, ma anche su 15, dammi il documento. Loro non sono abituati, non l'hanno mai fatto. Lo faranno domani mattina probabilmente, ma secondo me avrebbero dovuto farlo già oggi, sapendo che funziona così. Non hanno mai fatto un'operazione di questa portata. Io ti ho detto che l'operazione più importante cash è stata quella di Nicolò Zaniolo. Ma non gliel'ha detto il medico di prendere Osimhen. Stanno prendendo uno dei 3-4 attaccanti più forti del mondo. Chi ha detto al Galatasaray che devono prendere, per forza deve prendere Osimhen? Perché loro pensavano, mi permetto di dire questo, loro pensavano e speravano che il sì di Osimhen, avendogli dato 18 milioni a stagione, scardinasse tutte le porte. Non è vero, perché non hanno la chiave per aprire. Hanno aperto il cuore, hai aperto tra virgolette il cuore di Osimhen. Anche perché non lo pagherebbero direttamente loro,
Cioè questo è un aspetto Anche rilevante. perché non lo pagherebbe di te, no, perché ha parlato Gianluigi degli sponsor che vanno a finanziare questa operazione, ma comunque gli sponsor che finanziano mi devono portare le garanzie. Posso avere pure io uno sponsor che tra 3 mesi è sparito. E dici dove è lo Sì, sponsor è bravo. partito? Non si sa mai dove Quello sia è. andato. E quindi tutte queste cose. De Laurentiis è tranquillo. Tra l'altro oggi Gianluigi ha ricostruito alcune cose molto importanti su Noah Lang. Il Napoli confida di completare le visite di Noah Lang e Beukema entro martedì, massimo mercoledì. Sta andando avanti per la strada di competenza. De Laurentiis sa che quei soldi arriveranno. Tu mi chiedi e ti rispondo velocemente: chi potrebbe portare quei soldi? Ma la Lilal li aveva portati, Certo. 75 con garanzie in 3 tranche. In Europa c'è soltanto una società che è stata interessata e che per il momento si è fermata, che si chiama Juventus. Perché ti posso garantire che i contatti sono stati anche recenti, e poi Osimhen ha detto carte in mano, oggi precedenza al Galatasaray, il Galatasaray deve andare fino in fondo. Ma se noi trascorreremo questo fine settimana, tra l'altro piccolo particolare, il Napoli dimostra una grande signorilità, perché la clausola... La patente, ce l'hai la Vabbè, ho patente. capito, vabbè, così stasera... Sì, ma il libretto no. Tu hai detto la patente e il libretto per e la fortuna- regia giustamente ti piazza la Ma il patente. libretto... Ma questo è una Rossi Mario. Dove sei nato? Ah, no, Sono quello è diventato Mario Rossi Mario. Sei nato in provincia di Guadagno Varese? un anno... Non sapevo. Sì, però guadagno un anno, però perdo tutto il resto, nome, cognome, ho perso tutto. Quindi non è che la regia... o no? Guadagno un anno, la mia patente, cioè, tra l'altro, scusami un secondo, che togliete questa cosa perché è scaduta nel 2019. No, Stasera torni a casa, io non ti voglio arrestano. commentare questa cosa. Vabbè, hai il driver. Ho hai il capito, ma ha driver. messo una patente scaduta e mi chiamo Mario Rossi e sono del 65 con una patente scaduta, più che altro mi arrestano in diretta e tu fai audience. Se mi arresti in diretta ti conviene perché fai sicuramente audience e poi chiami Tancredi col collegamento che fa tutto il resto. Stavo dicendo che la cosa clamorosa è che comunque la clausola è scaduta. Adesso se il Napoli volesse potrebbe dire al Galatasaray me ne devi dare 90, perché da poche ore la clausola non è più in vigore, quella da 75 valevole per l'estero. Quindi io mi auguro che si trovi una soluzione, perché è uno sfinimento che al Napoli non sta più bene vivere. E tra l'altro poi, se vuoi, ci collegheremo al mercato del Napoli su quello che ha fatto e su quello che può fare, che dipende molto anche da Osimhen. No, quello che ha fatto il Napoli mi interessa molto. Tra poco Giovanni Albanese da Torino, perché la Juve ha un nuovo direttore, ne parliamo, però Longari, vai. Sì, per quanto riguarda la questione Noah Lang, insomma, è un'operazione che verrà conclusa dal Napoli col PSV Eindhoven, con le visite mediche fissate per l'inizio della prossima settimana, ma che è stata a rischio nelle ultime ore per un'evoluzione imprevista ed imprevedibile, perché il famoso avvocato Sébastien Ledur, che curava Lukaku. esatto, gli interessi di Lukaku. Ci mancava quest'estate. Esattamente, ha anche un'agenzia chiaramente di procuratori che si chiama Cresta Law, che erano gli ex procuratori di Noah Lang. Aveva fondato proprio per Noah Lang un'agenzia preposta soltanto ai diritti d'immagine del calciatore del PSV Eindhoven, che nel frattempo ha cambiato agente e con il nuovo agente aveva stretto un accordo totale con il Napoli, accordo reperito sia con il PSV Eindhoven che nei termini personali del ragazzo per il suo contratto con la squadra partenopea. Il problema si è posto quando l'avvocato Ledur e con la sua agenzia ha dovuto mandare al Napoli i documenti per la gestione dei diritti d'immagine, che sappiamo essere argomento sempre molto sensibile in casa partenopea. Questi documenti sono stati mandati in netto ritardo di una decina di giorni rispetto a quanto messo in preventivo. Per di più richiedeva di dover visionare anche il contratto che aveva già stipulato per i termini personali del proprio accordo, l'ingaggio e quant'altro, anche per l'aspetto sportivo, cosa che chiaramente al Napoli non andava bene perché l'accordo l'avevano già stretto con gli agenti del giocatore. Per questo motivo è stata necessaria una presa di posizione netta da parte di Noah Lang stesso, che ha fatto presente al Napoli chi rappresentasse i suoi interessi dal punto di vista sportivo. In questo modo, con questa presa di posizione, il Napoli ha dato il via libera alla conclusione dell'affare che, come avevamo già anticipato con Alfredo tempo addietro, verrà concluso all'inizio della prossima settimana attraverso le visite mediche, con la ratifica della firma e la presentazione di rito. Facciamo un attimo un passo indietro, chiarezza sulla vicenda Osimhen. Pedulà ci ha spiegato tutto, ma è il riassunto di giornata. Le ultime 24 folle ore sono state praticamente pazzesche.
il Galatasaray doveva andare, prendere l'aereo, tornare a casa, chiudere la trattativa, tutto questo non è stato fatto. Michele Moretti fa il riassunto da mezzanotte di ieri alle 23:24 di oggi. Moretti. Un matrimonio che sa da fare, come direbbe Manzoni. Un matrimonio che sa da fare alle mie condizioni, come direbbe De Laurentiis. Perché Osimhen vuole il Galatasaray e il Napoli dal canto suo vuole quei 75 milioni di una clausola rescissoria valida per l'estero che di fatto è scaduta. Tutti maledetti e subito, si diceva una volta, ma così non sarà perché il Gala, il signor Osimhen, vuole pagarlo a rate ed è qui che si è inceppato tutto. Dalle garanzie bancarie richieste dal Napoli e mai arrivate dalla Turchia, passando dal volo di rientro programmato ma che la delegazione del Galatasaray non ha preso, fino ad arrivare alla decisione dei dirigenti turchi di restare a Milano per incontrarsi col Napoli e sbloccare definitivamente la vicenda Osimhen. L'obiettivo del Galatasaray è quello di arrivare alla chiusura, avendo quindi una strada ben chiara per dare le garanzie bancarie che il Napoli ha espressamente richiesto. Tutto questo per accontentare se stesso, ma soprattutto il calciatore nigeriano, che non ha mai avuto per la testa di rimettersi in gioco nella squadra di Conte, ma anzi ha sempre manifestato la voglia matta di proseguire con la casacca giallorossa addosso, diventando a tutti gli effetti un giocatore del Galatasaray dopo il prestito dell'ultima stagione. E così sarebbero poi contenti davvero tutti, perché i soldi per Osimhen consentirebbero al Napoli di fare un mercato da regina per mantenere la corona della Serie A ben fissa in testa e magari provare a dar fastidio alle big che vorranno togliere lo scettro europeo ai campioni in carica del PSG. Perché con i 75 milioni di Osimhen gli obiettivi potrebbero cambiare, e se Lucca è stato bloccato dal Napoli dopo aver raggiunto un accordo di base col calciatore per evitare di rimanere col cerino in mano, è altrettanto vero che l'obiettivo numero uno per l'attacco resta quel Darwin Núñez in uscita dal Liverpool e ritenuto il profilo ideale per completare il reparto offensivo. Da chi potrebbe arrivare a chi arriverà sicuramente, come Noah Lang, che dopo i problemi dovuti all'agenzia che gestisce i diritti d'immagine del giocatore, che ha creato confusione nell'accordo rallentandone la chiusura, diventerà un rinforzo del Napoli sostenendo le visite mediche all'inizio della prossima settimana. La stessa che, venduto Osimhen, concretizzato Núñez e finalizzato Lang, potrebbe seriamente diventare, prendendo spunto dal titolo di un famoso film, una settimana davvero da Dio. Focus, firmato Michele Moretti, o sì o no, o sì o no. In questo caso però c'è da Cappuccio Neves, dobbiamo metterci anche dei paletti. Alfredo prima ha detto ci sono stati contatti recenti, Juve, Osimhen, ma adesso si pensa solo al Galatasaray, però il nostro sogno, non Juventus, ma il sogno di tenere Osimhen in Italia sarebbe tanta roba. Complicatissimo, quasi impossibile, però pensiamoci, speriamo. A me sarebbe stato... Io ho creduto a un certo punto che la Juve avrebbe affondato il colpo e lo avrebbe preso, però è una situazione comunque complicata. La Juve secondo me deve risolvere una serie di rebus, secondo me, di qualche giocatore che bisognerebbe dare via, secondo me, per dare l'assalto completo proprio a Osimhen. Sicuramente sarebbe stato una cosa veramente eccezionale tenere un giocatore come lui, riportarlo qua e tenerlo qui, perché è uno di quelli che ha dimostrato, ed è molto strano, Michele, quello che dicevi infatti ieri, che un'altra squadra al di fuori, sia del Galatasaray anche dell'Al-Hilal, che non abbia cioè, dato l'assalto a Osimhen. Molto, molto strano questa cosa qua. Adesso rimani in questa situazione. Credo che secondo me al Napoli, non credo che rimanga con tutta la situazione che c'è. No, sicuramente no. Osimhen alla Juve era una favoletta. La Juve attualmente non si può permettere Osimhen. Al di là del costo, a parte che la clausola è valida solo per l'estero, ma anche ammesso che la cifra potesse rimanere quella anche in una libera trattativa, l'ingaggio che pretende Osimhen, che guadagna già e che pretende Osimhen, non fa parte dei budget, dei progetti e delle tasche della Juve attuale. Quindi non so questa voce perché... Bene, giudice, ma tra l'ingaggio capisco, no, scusami, capisco il giudice. Il giudice dice le cose giustissime, ma io posso garantire anche al giudice che Comolli ha parlato recentemente. Lo garantisco al 100%, perché evidentemente la Juve ha un piano di rientro. Osimhen a quanto ma ne avrà sceso? Parlato e 8-10 milioni di ingaggio. E li avevano messi in preventivo. Con 8, questi soldi qui, 8 chiaramente sono quelli che la Juve ha dato a David, quindi 6 più 2. Quindi con 8-10 è sostenibile. Sì, si poteva fare. Sì. Non con 18, io questo ragione dico il giudice. No, 18 no, io non parlo di 18, per l'amore di Dio. Sì, ma ecco perché ha dato priorità al Galatasaray. Ne prende più non è che ha doppio, accettato,
No, ha parlato, ha dato la ha sua parlato, apertura. però ovviamente, Poi le come trattative. giustamente Alfredo sta spiegando, non ha accettato. poi Infatti ci per questo sta sono- andando al sì. Galatasaray. Poi Sì, no, ma Galatasaray io ha dicevo, è detto una 18. favola, non nel senso che non ci potesse essere No, un'ipotesi, sì, un è sogno. giusto. È impossibile da capito. raggiungere. Sì. Ma in generale, Sì, no, ma poi è arrivato il Galatasaray. non solo per la Juve è È arrivato impossibile il da raggiungere. Galatasaray ha detto. Il Galatasaray ha detto 18. E quando gli hanno detto 18, lui ha detto accetto. E 18 rispetto a quello che gli Se offriva non sbaglio, non è correggimi, neanche perché una questione. non è il mio mestiere, ma già attualmente se restasse a Napoli, anche senza giocare, ne prenderebbe 12, giusto? No, se scatta il rinnovo ne prende 15. Addirittura. Tra l'altro non potrebbe figuriamoci- non potrebbe mai restare a Napoli, ne prende No, 10 ma più dico, 2. figuriamoci Se scatta il rinnovo, se avrebbe mai accettato, se avesse scatta il mai rinnovo, accettato qualcosa di meno dalla Juve. ma dico restare a Napoli significherebbe fargli scattare il rinnovo, perché nessuno può restare in scadenza di contratto, soprattutto un attaccante di questa portata. C'è un'opzione di rinnovo, No, ma il 15 mio milioni. ragionamento era un altro, dico che comunque stare fermo a Napoli gli avrebbe fatto guadagnare molto di più di quella cifra che magari Comolli avrebbe proposto per portarlo alla Juve, quindi per quello che dico Tutto quello che vuoi, ma era un sogno. lui non ha mai pensato. Ieri sera abbiamo anche detto che il Napoli 10 giorni fa timidamente gli ha detto: ma se noi, puntini sospensivi, pensassimo a mettiamo a posto il contratto, ti facciamo guadagnare. Lui dice: no, io ormai il mio discorso col Napoli è chiuso e voglio andare via. Qua non E si quindi il capisce discorso è completamente perché tramontato. squadre che hanno le possibilità, e parlo di quasi tutte quelle di alta classifica del calcio inglese, non ci abbiano provato. Per carità, il mio amico Paratici saprà bene quello che fa, ma se paghi Kudus 70 milioni, i 75 della clausola di Osimhen sono poca cosa, no? Poi magari l'ingaggio Sì, è, ma bisogna vedere, giudice, una cosa ben diversa. ma però- bisogna capire una cosa: l'ingaggio è ben diverso, bisogna capire anche quello che ipotesi sto se dicendo. va al Tottenham. Se va al Tottenham, con tutto il rispetto per il Tottenham, cioè lui vuole andare in Premier, ma vorrebbe andare al Manchester United, a questa società qui. Quindi siamo però se entrati in va al una cosa che Galatasaray domani non è mattina che si sia messo meglio rispetto al Tottenham. Ma il Galatasaray l'hanno trattato come un dio. E queste cose nella sua considerazione fanno la differenza. Lui ha avuto una stagione in cui era l'imperatore di Istanbul. Ma giocava 3-4 queste cose partite di livello all'anno. Sì, lo so, ma ho capito, ma giudice, tu mi chiedi come se io fossi Osimhen e queste cose qui ti deve rispondere Osimhen. Ma dove è cenato ieri sera? Non lo so. Ma hai mangiato il kebab? Non lo so. Sei partito per la Nigeria? Non lo so. Mi fai delle domande troppo particolari, cioè non lo so. Io ti dico soltanto per quale motivo lui, ecco, non lo so, anche se ho la sua maglia, per quale motivo lui ha sciolto le riserve. Adesso domani mattina ci sveglieremo stanotte pensando a questo documento. Comunque stamattina abbiamo capito una cosa: non ci possiamo permettere Osimhen nella tutta la Serie A, non si può permettere Assolutamente. Neanche se si mettessero insieme 2 o 3 squadre. Ha A meno ragione il di giudice. rovinare i bilanci e gli equilibri di squadra. Perché se ne dai 13-14 a Osimhen, chiaramente anche gli altri vorrebbero guadagnare. Era una favola. Sicuramente la Juventus non credo che ci sia qualcuno che si può permettere, cioè se uno guadagna 13-14 come Osimhen non può lamentarsi sinceramente, io non mi lamenterei avere un giocatore del genere, cioè non è che adesso gli altri perché uno guadagna adesso devono lamentarsi, secondo me devono mettersi prima in bolla perché secondo me hanno fatto quest'anno non all'altezza della Juventus. Lamentarsi, però dicevo il fatto dell'ingaggio, cioè, però quello che danno comunque a Vlahovic, con tutto rispetto, non sto qui a sindacare assolutamente, se lo guadagna perché se lo merita ovviamente, però non credo che sia tanto lontano di quello che potrebbe essere quello di Osimhen. Infatti il valore da 2 anni stanno cercando di venderlo anche per l'ingaggio. Ciao Martini, finisci il discorso, vai. No, dicevo che anche la Serie A messa tutto insieme, comprese anche la B e la C, tra l'altro B e C hanno fatto un bel miliardo di perdite la C e 850 milioni di perdite la Serie B aggregata. No, non dire così che Pedulla era in Regione Lombardia a sentire che era tutto perfetta la C. La Serie A invece fa qualcosa tipo 300-400 milioni di perdite. Ma comunque anche mettendo insieme tutti i club di Serie A top non riuscirebbero a permettersi i 18 milioni netti di Osimhen che percepirà il Galatasaray. Io penso che in Premier non l'abbiano molto considerato perché è un personaggio un po' folcloristico. I dissidi che ha avuto al Napoli probabilmente non convincono anche dal punto di vista caratteriale, quindi
diciamo o Arabia o Turchia e il Napoli è ben contento, e lo dimostra il fatto che accetterebbe anche una parte rateizzata, è ben contento di liberarsene col Galatasaray, altrimenti le opzioni iniziano a scarseggiare e anche il De Laurentiis, bravissimo, rischierebbe di trovarsi col cerino e i 15 milioni di ingaggio. Che gli resta sul groppone. Andiamo a Torino, Giovanni Alfredo, andiamo di Romane, Firenze, Cagliari, Udine, Lecce, sì, allora, Bologna. Volevo soltanto chiarire un concetto sempre sul ballottaggio, questo Napoli su 2 tavoli, Luca Nunez. Allora, noi 2 mesi fa, era l'8 maggio, abbiamo parlato di Nunez per la prima volta e di Luca. La situazione non è cambiata, nel senso che, ripeto, il Napoli può chiudere Luca sempre e può darsi pure che decida di farlo, ma è ancora aggrappato al treno Nunez. Luca non vede l'ora di andare da Antonio Conte. Sta spingendo tutti i giorni, adesso dopo una settimana si è parlato di visite, non sono state programmate visite, il Napoli vuole programmare le visite entro mercoledì, chiudere come ti ho detto prima sia Noah Lang che per quanto riguarda Beukema, e dopo che uscirà Osimhen, quindi è importante la tempistica, tirerà le somme perché c'è il grande attaccante internazionale come Nunez. C'è una differenza di ingaggio chiaramente, c'è una differenza di cartellino, comunque qui parliamo di 40 milioni, non è che parliamo di 25 milioni, quindi restiamo per il momento su questo doppio fronte. Mi hai chiesto di altre, la Cremonese ha chiesto ufficialmente Zerbin, sta continuando a trattare Grassi, sono 2 obiettivi concreti, il portiere doveva essere Sportiello, adesso andranno a sondare altri portieri in esubero, il Napoli il portiere ancora non lo ha scelto, ha memorizzato una proposta, un'offerta di Rui Patricio, vedremo se prenderà uno svincolato, se farà un investimento, ma non credo voglia fare un investimento da 20-25 milioni sul portiere. Ciao fratelli e sorelle del tifo partenopeo, sempre a proposito di calciomercato del Napoli, oggi vi porto 2 notizie caldissime direttamente dal mercato azzurro. Parliamo di un'importante conferma da parte di Fabrizio Romano della Porta Azzurra e di una svolta sorprendente nella trattativa per D'Andoie. Preparatevi. Allora, via con le notizie. Partiamo subito con una notizia che arriva da uno dei nomi più affidabili del calciomercato internazionale, Fabrizio Romano. Direttamente dal suo canale YouTube ha lanciato un aggiornamento molto interessante sul fronte portieri. Come sapete, il Napoli è attivissimo per offrire ad Antonio Conte una rosa pronta per competere su tutti i fronti. Tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e le Coppe Europee servono 2 titolari per ruolo e uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento è proprio la porta. Romano ha confermato che il Napoli sta ancora lavorando dietro le quinte per trovare un portiere che possa giocarsi il posto con Meret e il nome che non è stato ancora depennato dalla lista è quello di Vanja Milinković-Savić, attualmente in forza al Torino. Conte vuole concorrenza seria tra i pali, il club ha fiducia in Meret ma vuole affiancargli un portiere di livello, ha dichiarato Romano. E sapete bene che su Milinković-Savić il Napoli ci pensa da tempo, è stato valutato già nei mesi scorsi ma la trattativa non si è ancora sbloccata. La clausola rescissoria è inferiore ai 20 milioni di euro, il Napoli non l'ha ancora pagata, il Torino non ha alcuna intenzione di fare sconti. Ma attenzione, perché la pista è viva e non è l'unica. Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo, sta valutando anche un altro profilo tenuto ancora sotto traccia per non creare aste mediatiche. Il nome ancora top secret, ma l'identikit è chiaro: esperienza, fisico e mentalità vincente. Dunque si prepara il colpo tra i pali e non stiamo parlando solo di Vice Meret, ma di un portiere pronto a giocarsi la maglia da titolare, come chiesto da Antonio Conte stesso. Il messaggio è forte, nessun ruolo è garantito, tutti devono conquistarsi il posto. E per i tifosi azzurri questo significa solo una cosa: competizione interna, qualità e fame di vittorie. Passiamo adesso a un altro nome caldissimo di quest'estate di mercato, D'Andoie, esterno svizzero del Bologna, classe 2000, esploso nell'ultima stagione in Serie A. Il Napoli segue Ndoye da settimane e il ragazzo è uno degli obiettivi chiari per completare l'attacco sulle corsie laterali. E proprio poche ore fa è arrivata una svolta inaspettata, riportata da Gianluca Di Marzio su Sky Sport.
Il Napoli avrebbe trovato l'accordo sull'ingaggio con il giocatore, un passo decisivo che sposta in avanti tutta la trattativa. Ndoye ha dato il suo ok per vestire la maglia azzurra, accettando la proposta contrattuale presentata dal club. Questo dimostra che il progetto Napoli piace, convince e che il fascino del Maradona è ancora fortissimo, ma, e qui arriva la parte più difficile, manca l'intesa con il Bologna. I rossoblù non sono disposti a fare regali. Dopo aver già rallentato l'operazione Beu-Chema, difensore che è vicinissimo al Napoli, anche per Ndoye stanno facendo muro, valutazione alta, nessuna intenzione di sconti, nessuna voglia di cedere 2 titolari alla stessa squadra. Ma attenzione, ora che l'accordo col giocatore è stato raggiunto, il Napoli può fare pressione su Bologna. Ha la carta in più da giocarsi e potrebbe affondare il colpo decisivo già nelle prossime ore. Ndoye sarebbe il secondo esterno offensivo dopo Noah Lang e con questi 2 giocatori sulle fasce, entrambi giovani, tecnici e rapidi, Conte avrebbe la possibilità di schierare un 3-4-3 letale, capace di far male a chiunque. Inoltre, Ndoye è un giocatore che si sacrifica anche in fase difensiva, ideale per gli schemi di Conte. Può giocare sia a destra che a sinistra, offrendo flessibilità e dinamismo, 2 elementi fondamentali nel calcio moderno. Ricapitoliamo. Accordo con il giocatore fatto. Intesa con il Bologna ancora da chiudere. Manna lavora per limare i dettagli. Obiettivo? Chiudere entro la prossima settimana per portarlo già al ritiro di Di Maro. Amici del canale, quello che stiamo vivendo è un mercato straordinario. Il Napoli sta operando in modo chirurgico, deciso, ambizioso. Da De Bruyne a Beu-Chema, da Lang a Ndoye, da Milinkovic-Savic a Ter Stegen. I nomi sono da capogiro. Conte sta costruendo una squadra fisica, affamata, internazionale, pronta a combattere per lo scudetto, per la Champions e per ogni obiettivo. E ora tocca a voi. Che ne pensate del possibile arrivo di Ndoye? Vi convince come alternativa a Neres o Politano? Vi piace l'idea di Milinkovic-Savic tra i pali con Merè? Oppure vorreste un altro nome? Scrivetemi tutto nei commenti, lasciate un like se anche voi sentite che questo Napoli può farci sognare ancora una volta. E iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Tante altre notizie vi aspettano nei prossimi video. Forza Napoli!